Eder. Mac. Pallister. Buongiorno carissimo Eder. Un saluto a tutti. Come da titolo oggi parliamo dell'ora della morte di Lily e lo facciamo facendoci aiutare dall'intelligenza artificiale medico-legale che abbiamo quindi scomodato. Siamo sempre in attesa del 28 febbraio, ma badate bene, la perizia è già sul tavolo della procura da giorni. Stanno solo attendendo il nuovo procuratore personale. Molta attività è stata già fatta. Hanno sentito altre persone. Già vi ho detto che non potremo leggere la perizia, in quanto coperta dal segreto istruttorio. In pratica, proseguendo l'indagine sui 25 punti, non si potrà rivelare nulla fino alla conclusione. Anzi, ti dirò di più. La persona che ti ha detto che la Cattaneo non avrebbe deciso per l'aggressione omicida non dice il vero, in quanto si vuole tenere un profilo basso proprio perché si indaga per omicidio. Invece ti metto la mano sul fuoco. Detto ciò vi parlo dell'orario della morte e, considerato che nello stomaco ho trovato uvetta perché mangiata a colazione, siamo in grado di dire che l'orario della morte è compreso tra le 10 e le 12. Ciò ritengo del 14 dicembre, in quanto non è stato definito il passaggio nel tenue, fase ulteriore della digestione, per cui ciò ci dà la conferma che Lily alle 10 è ancora viva, perché sta digerendo piano piano l'uvetta. Tra le 10 e le 12, dopo aver fatto colazione, entro le 8:22, quando rivede la telefonata di Claudio. Il dato ottenuto ci consente di avere conferma della sua presenza alle 10 da viva in casa. Vediamo a seguire perché come ben ha detto tempo fa. Eder, non ci siamo con i tempi. E quindi la donna a Piazzale Gioberti non è Lily. La nostra Lily, dopo aver gettato la spazzatura, torna a casa, perché deve prepararsi per andare da Claudio. Farà un giro largo. Non torna dalla Damiano Chiesa per evitare delle persone che avrebbero fatto perdere tempo. Sarà a casa entro le 9, ma perderà tempo a casa. L'orario cruciale è compreso tra le 9 e le 10. Qualcosa accade di tanto che non telefona a Claudio e resterà zitta fino al litigio mortale. Qualcuno impedisce, qualcuno aggredisce mortalmente Lily. Tutto accade in questo orario. Ricordiamo che dopo le 10:30 torna anche Sebastiano a casa. Troverà la luce accesa, ricordate. Quanto è successo porterà Lily a morte e dalla impossibilità di usare telefoni. Motivo per cui non ha potuto chiamare più Claudio. Appena torna a casa viene subito tutto. Questo quanto, a presto, ciao. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell,
never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
Venezia è stupenda e se volete visitarla ricordatevi di Federica Palmarin, qualcuno di voi la conosce per le interviste a Radio Vanessa che ho fatto un po' di tempo fa. Federica, che è un'appassionata dell'argomento che trattiamo su questo canale, ci segue da tantissimo tempo e ha una struttura splendida, molto caratteristica nel centro di Venezia, quindi se qualcuno volesse visitare Venezia si ricordi di andare da lei. Tra l'altro conosce anche molte persone, vi consiglierà dove mangiare benissimo, vi consiglierà qualche amico per fare un giro in motoscafo come avete visto prima. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.